La interrompo per mandare in onda un servizio che riguarda alcuni arresti. Devo dire che non tocca nessuno dei movimenti presenti a questa puntata, ma comunque è un episodio degno di interesse. L'indagine è stata, direi, tempestiva ed è nata in occasione dell'assistenza affidata all'ufficiale giudiziario nel giugno di quest'anno presso la sede della Life di Conegliano, allorquando l'ufficiale giudiziario era stato chiamato ad attuare, a dare esecuzione a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, e cioè ad un provvedimento che prevedeva il pignoramento di alcuni mobili all'interno della Life. In quell'occasione alcune persone si sono presentate in uniforme, hanno posto un tentativo di resistenza, ovviamente superato da parte del personale della Polizia di Stato intervenuto ad assistere l'ufficiale giudiziario. La mattina del 5 novembre sono stati raggiunti da avviso di garanzia e conseguentemente perquisiti ben 15 soggetti, 4 dei quali sono accusati di costituzione e quindi ideazione di questa cosiddetta associazione paramilitare, gli altri invece di semplice adesione a questo progetto. Adottavano tutti gli accorgimenti per non essere individuati, si stavano dando una struttura in maniera molto riservata, in maniera molto attenta, avevano cercato anche di individuare un luogo sul Cansiglio dove avrebbero potuto esercitarsi con le armi delle quali avrebbero dovuto dotarsi. In realtà già era in fase avanzata invece l'acquisizione di uniformi con le quali dotare le persone che stavano per essere arruolate. Vabbè, quindi diciamo che sotto traccia restano gruppi che impensieriscono anche le autorità statali. Parleremo anche di questo, ma anche di indipendentismo in chiave solo culturale e genericamente politico. A fra poco con Noi Veneto. Indipendentismo veneto, ne stiamo parlando con parlamentari della Repubblica Italiana, ma anche con rappresentanti di partiti e di movimenti decisamente indipendentisti. Professor Pizzati, lei come presidente del Partito Nazional Veneto si sente un eversivo? No, assolutamente no. Quindi per voi il percorso di autonomia, di indipendenza passa attraverso vie legali, costituzionali, un referendum, un ricorso europeo? Sì, noi guardiamo a altri stati europei e internazionali che ce l'hanno fatta. C'è un percorso internazionale come sta avvenendo in Scozia l'anno prossimo, come è avvenuto in Groenlandia quest'anno, come hanno provato più diverse volte il Quebec, anche se sono arrivati solo al 49%. E in sostanza alla base di tutto ciò è qualcosa che era stato premesso dal rappresentante qua del PDL, che appunto l'Europa di oggi non è l'Europa ottocentesca dei grandi imperi che hanno fagocitato anche il nostro Veneto. E appunto vediamo che c'è stata una moltiplicazione di stati da una settantina nel dopoguerra a quasi 200 oggi. Ma lei crede che sia un bene o un male in assoluto la pluralità di queste identità? È sicuramente un bene perché come Stato più piccolo è anche più efficiente e quindi rende più benessere per la cittadinanza di questi stati. Quindi lei vede un'Europa delle tante identità riconosciute? Questi sono dati, perché se guardiamo la media di reddito dei paesi di dimensioni normali, di 5 milioni così, vediamo che hanno un reddito medio maggiore delle grandi nazioni europee come la Germania, l'Italia, la Francia e l'Inghilterra. Quindi sicuramente i dati ci dicono che i cittadini di paesi più piccoli, più a dimensione d'uomo, stanno meglio dei cittadini succubi di grandi stati fatti in un'altra epoca, cioè nell'Ottocento. Inoltre, quello che è interessante notare è che non solo i cittadini mediamente stanno meglio negli stati più piccoli, ma anche c'è meno la distribuzione del reddito, cioè per le classi più povere. Vediamo che negli stati più piccoli c'è meno dispersione e stanno meglio. Quindi
conviene essere povero in un paese di dimensioni piccole che povero in un paese grande come l'Italia, e questo penso che lo stiamo sentendo sulla nostra Sindaco pelle. Azzolini, ha sentito il professor Pizzati, lei crede che la Lega non sia riuscita a sfondare da questo punto di vista, cioè non sono bastate le istanze federaliste? A me sembra che la Lega stia proprio sfondando sempre di più. No, numericamente non c'è dubbio. Perché questo è il percorso che diceva prima anche bene Bitonci, il percorso è che si è scelto di rispettare le regole di questo Stato. Faccio un esempio, persino i patti di stabilità, tutti noi amministratori locali li rispettiamo, queste sono le regole. Quello che invece vogliamo vincere è il consenso della gente, dimostrando che se un Veneto deve esistere deve cominciare dal basso, dalle cose quotidiane, dando risposta ai nostri cittadini. Gli altri discorsi a noi affascinano e forse anche completano formazioni culturali che io personalmente a volte non ho, o storiche. Sono discorsi che reputo a volte anche un po' da intellettuali, ma concretamente se noi vogliamo costruire un Veneto dobbiamo costruirlo richiamando cosa? Una fiscalità che il Veneto non ha, e la Lega sta facendo questo, cercando di costruire un'identità che il Veneto ha già, perché il dialetto si parla in tanti luoghi, è una lingua che per noi viene riconosciuta, nel senso che quotidianamente quando incontriamo i cittadini sentiamo questo spirito di identità. Però noi dobbiamo costruire sempre più, come tutti i veri stati o le regioni che hanno avuto una loro autonomia, hanno un grande partito che raccoglie il 52%, in Bavaria anche da altre parti, e questo credo sia il percorso che lo si fa partendo principalmente dall'amministrazione, puntando ad avere un forte consenso, se no non si cambia il nostro Stato. Onorevole Bitonci, lei ritiene che vada realisticamente archiviata come chimerica, come velleitaria l'idea indipendentista? Beh, ne abbiamo parlato fino adesso. In Europa dei popoli forse non ha neanche più senso. Trovo molto più razionale la battaglia che si sta facendo adesso, che è quella di cercare di rendere il nostro Veneto come una regione federale, nel senso che abbia una propria autonomia di carattere impositivo, la possibilità di darsi delle leggi. Lei è rimasto amico dei Serenissimi del Campanile? Sì, io mi sento spesso, ci siamo visti anche l'ultima volta a Cittadella, perché come un po' tutti sanno a Cittadella la prima settimana di settembre organizziamo una manifestazione, Festa dei Veneti. La Festa dei Veneti, che è, ripeto, una festa di tradizione e cultura veneta, e forse è su questa base che dobbiamo continuare a lavorare. Siamo andati a casa dei